Secondo step del concorso nazionale indetto da Confartigianato, Nutrire il futuro, energie dalla tradizione. Questa volta tocca alle imprese artigiane dell'alimentazione che si sono date battaglia per avere uno dei 26 premi messi a disposizione dalla Confartigianato. 7 sono state le imprese venete che hanno vinto la loro selezione e in occasione di una conferenza stampa oggi hanno ricevuto l'attestato dalle mani del presidente della Confartigianato Merletti e del direttore del Corriere della Sera. Un mondo affascinante che ha un futuro radioso. Noi sul radioso viaggiamo sempre non col freno a mano tirato, ma stiamo storicamente sempre dalla parte della ragione, con un malcelato ottimismo che a volte sconfina nel pessimismo, ma è tutta pretattica, no? Perché quando si fanno le cose fatte bene, con cura, in questo caso buone, che sono apprezzate, ci spiace solo per quelli che fanno finta di non capire, anche perché l'ignoranza non è ancora annoverata fra le virtù. Se poi spesso questo sconfina anche nel mondo di chi decide, diventa un vero problema e noi facciamo di tutto per spiegarglielo, ma non vale la mia parola, perché la mia parola vale quella di un altro. Sono i numeri e davanti ai numeri anche i più codardi devono rendersi conto che questa è la realtà. Poi se vuoi vederne un'altra, guardane un'altra, ma sai che lo fai con la consapevolezza che sei un ignorante. Ha partecipato a questa premiazione straordinaria anche il direttore del Corriere. Ha detto una cosa che mi ha colpito. Lui ha detto che questo paese ha un debito nei confronti dell'artigianato. Speriamo che prima o poi vi venga restituito. Ma innanzitutto io ho apprezzato anche altri interventi, ma anche prima di lui il suo predecessore, una grande intelligenza e onestà intellettuale. Sanno capire, poi sono uomini, sono uomini di mondo, forse più di noi, e si rendono conto che ci sono queste ingiustizie. Io quello che ho detto durante il mio intervento è una cosa che mi ha fatto veramente male e non nascondo il mio disagio a intervenire a questi convegni sul Made in. Settimana scorsa, in una settimana ne ho fatti 2. Il primo ancora, ma il secondo organizzato ormai da una multinazionale italiana dove l'amministratore delegato e presidente se la cantava, se la tirava, ma essendo ormai di proprietà di una multinazionale americana e svizzera, cosa mi racconti, amico mio? E poi la bestialità di questo rappresentante di un mondo del lusso, dei prodotti di lusso che erano yacht, ha avuto il pessimo gusto di dire che lui produce, mi ricordo se era l'80 o 70% all'estero, si può capire qual è l'attività che fa in Italia. Ma lì stavamo parlando delle eccellenze del Made in Italy, c'era il presidente dell'alta gamma, è tutta roba sua, Poi che anche la politica con il semestre di presidenza italiana abbia deciso di non decidere, quindi neanche convocare, metterlo all'ordine del giorno, poi non era una cosa facile, non era una cosa facile, però allora abbiamo il coraggio di non dire che la colpa è dei popoli del nord, della Germania, di questo, quell'altro, quant'altro. Chi non vuole il Made in Italy in Italia, piaccia o non piaccia, è in Italia. Ma dall'alto dei 26 prodotti premiati oggi c'è un po' di speranza per l'artigianato? Ma se non c'è speranza rispetto a queste persone, non so dove c'è la speranza. Chi è? Marchione la speranza, ma per l'amor di Dio. Francesco Palmisano dell'omonimo biscottificio e pasticceria della provincia di Venezia. Avete partecipato a questa manifestazione, anzi concorso indetto da Confartigianato sulla innovazione anche nell'alimentazione e seguendo il tema dell'Expo, cioè nutrire il futuro, e siete stati selezionati con dei biscotti. Cosa ci azzeccano i biscotti con il nutrire il futuro? È ormai da qualche anno che in famiglia Palmisano stiamo pensando praticamente a creare dei prodotti totalmente innovativi, pensando appunto al futuro. E Palmisano appunto ha sempre prodotto biscotti tipici della tradizione veneziana ed una decina d'anni fa abbiamo cominciato invece a progettare tutto ciò che effettivamente il futuro avrebbe richiesto. Abbiamo creato la linea Levo, che sta appunto per alimentazione evoluta, e questi prodotti più che biscotti sono degli snack, anche dei biscotti, dei dolci, dei prodotti proprio per essere classificati in quello che sarà la nostra alimentazione del futuro.
E purtroppo si parla di zuccheri, si parla dei tre veleni bianchi, zucchero, farina, latte, e in tutti questi prodotti qua noi stiamo cercando di non impiegare appunto più questi prodotti che noi abitualmente teniamo sulla nostra tavola. Tra l'altro è anche un prodotto, tutto quello che stiamo progettando oggi, senza glutine, pensando a quelle che sono le intolleranze del momento e che ogni giorno si scoprono sempre più numerose. Ma con queste produzioni guardate più al mercato italiano o guardate all'estero? Bella domanda e centrata anche, perché il prodotto Alevo è molto ben visto all'estero. Oggi c'è il mondo che ci sta guardando e ci ha permesso appunto anche di conquistare diversi paesi. Alcuni, per ultimo abbiamo mandato della merce in Brasile, stiamo facendo gli Emirati Arabi, abbiamo avuto modo di mandare del prodotto in Polonia, in Russia e tantissimi altri paesi che oggi ci stanno cercando e con molta soddisfazione siamo pronti a servirli. E mettere insieme innovazione, export, guardare al futuro con la parola artigianato ha ancora un senso? Ci si conosce o pensa di essere ormai un industriale? No, assolutamente. Il mio cuore batte artigiano, non c'è solamente mani, non c'è solamente testa, ma c'è soprattutto cuore. Questo è quello che deve diffondere oggi l'artigiano. Il 95% delle aziende italiane sono aziende artigiane e io sono parte di queste, insomma, e mi sento ancora parte di queste. Siamo qui con Mariano Pizzo, vicepresidente della cantina produttori di Fregona. Anche voi, soci della Confartigianato, e avete partecipato a questo concorso della Confartigianato Nazionale e avete vinto con un vino molto particolare. Ci racconta un po' la storia della vostra cantina e del prodotto in particolare. Allora, noi siamo 7 soci che ci siamo uniti assieme per formare questa cooperativa. Abbiamo fatto questa cooperativa per far sì di salvaguardare questo piccolo prodotto, perché è proprio un piccolo prodotto di nicchia dove veniva realizzato nelle famiglie praticamente questo prodotto. È un vino che ha una storia più di 100 anni, che dal 1600 ci sono delle tracce. E noi 7 abbiamo formato questa cooperativa. Questo vino, diciamo, è formato da 3 tipologie di uva, che è il Prosecco, che sarebbe la Glera, Verdiso e la Boschera. La Boschera è proprio un'uva autoctona della zona, pochi la conoscono, però è quella che, diciamo, che dà quella nota in positivo a questo passito, che lo differenzia da tutti gli altri passiti, perché ha un retrogusto molto amarognolo, avendo non sicché un grado zuccherino ancora molto alto, perché andiamo sui 130-150 mg zuccheri. È un vino che si conserva nel tempo. Le uve vengono selezionate già in pianta, quindi vengono fatte appassire per 6 mesi, dopodiché viene fatta la pigiatura, di raspatura, la torchiatura. La torchiatura è una cosa molto importante perché viene ripresa questa operazione per 3 volte, perché l'ultimo che si estrae è quello che ha più tannini, più zuccheri, ed è molto fondamentale per il risultato di questo prodotto. Quindi diciamo che un appassimento di 6 mesi, un appassimento molto lungo, perché partiamo da settembre, primi ottobre, andiamo a vinificare a marzo, e la resa di questo vino è molto bassa perché siamo un 20%, cioè su un quintale d'uva un 20% di resa. Quindi dalla vendemmia, dai travasi all'imbottigliamento che fa 6 mesi di affinamento in bottiglia, arriviamo ad avere in commercializzazione il prodotto dopo 3 anni. Quindi è un prodotto molto, molto piccolo, molto ristretto, non abbiamo una grossa, però ci stiamo allargando con questa cooperativa proprio per farlo conoscere di più in Italia. E che soddisfazione avete ad aver vinto un premio con un vino nel paese del vino, voglio dire, con tutti i vini che ci sono in Italia, proprio questa nicchia è stata premiata. È un vino molto particolare, quindi ovviamente hanno premiato proprio la particolarità di questo vino e la genuinità di questo vino, perché non ha niente all'interno del vino. Ferdinando Sartorato, titolare del salumificio Eustachio, anche voi avete partecipato a questo concorso indetto dalla Confartigianato per nutrire il pianeta con prodotti artigianali e innovativi, e anche nella salumeria artigiana c'è un prodotto innovativo e si chiama Regina di Marca. Ce la racconta? Raccontarla in 2 parole non è così semplice. Diciamo che noi siamo, come hai detto te, facciamo parte della famiglia dell'artigianato e la nostra visione del nostro lavoro sta nell'artigianato. E la Regina di Marca è figlia di questo nostro creare, non si inventa mai niente, perché non è che
nasce da esperienze già fatte con prodotti simili, e la Regina di Marca non è altro che alla fine una soppressa con dentro, invece del classico filetto che è la soppressa filettata o quel filetto che è la nostra tradizione, invece del filetto abbiamo messo la lonza, lasciandoci la sua parte di grasso esternamente che gli dà dolcezza e morbidezza a tutto il prodotto. Poi ricoperta con spezie che gli danno un po' di aggressività, io dico di carattere al prodotto, ed insomma è riuscito bene, sta andando anche molto bene visto che ci hanno premiato in questa realtà. Un premio prestigioso per un prodotto che è partito da alcuni anni, prima nella provincia di Treviso da dove voi venite, poi si è espanso nel Veneto, adesso guarda anche all'export la Regina di Marca o è un prodotto locale? Sicuramente è locale, ma abbiamo già, diciamo che stiamo distribuendo sicuramente nell'Italia settentrionale, ma sta andando anche un po' in tutta Italia con la ristorazione, perché è un prodotto che si presta molto ed è molto apprezzato nella ristorazione. All'estero qualche primo contatto, sta andando e sta trovando i suoi spazi. Eccoci con Umberto Zani, titolare del Forno Zani, laboratorio antichissimo però condotto adesso da un giovane, e avete vinto con dei biscotti, e ce li racconta? Assolutamente sì, sono dei biscotti tipici del nostro territorio. Noi abbiamo dato questa denominazione per caratterizzare proprio la nostra zona, il Veneto, e sono fatti con le nocciole, quindi l'ingrediente principale sono le nocciole. La caratteristica oltre è che non hanno la farina, quindi non contengono farina, sono molto leggeri come biscotti e vengono fatti di due tipologie, quindi con il cacao, e quindi rende il gusto meno dolce, un po' più amaro, oppure senza il cacao, quindi per chi è alla ricerca di un gusto un po' più saporito, un po' più dolce. Questo è un biscotto che si può mangiare ovviamente in tutti i momenti della giornata, ed è una bella cosa perché è molto leggero appunto, non contenendo farina e niente lievito, è un prodotto molto, molto nutrizionale, diciamo così, e nello stesso tempo l'abbiamo definito un golosesso proprio per dargli la tipicità di questo nome, proprio la golosità di questo biscotto, insomma. Ecco. Certo, allora siamo con la signora Elena Schiavon delle distillerie Lidia di Vicenza. Voi avete vinto con un prodotto tipico veneto che è la grappa, la vostra si chiama Grappa però ha delle caratteristiche molto particolari, sia nel prodotto ma anche nel packaging. Sì, è una grappa artigianale, ormai siamo rimasti in pochi ancora distillerie artigianali a fare una grappa da vinacce fresche, quindi che si distillano soltanto durante il periodo della vendemmia e della vinificazione. Viene prodotta in quantità limitata, con attenzione ovviamente alla materia prima, alla qualità e alla freschezza della materia prima, e durante tutto il processo di distillazione, che deve avvenire sotto il controllo costante del mastro distillatore che ha il controllo dell'impianto, un impianto interamente in rame di tipo discontinuo a 4 caldaiette. Voi siete nel territorio della grappa, perché voglio dire, quando si dice grappa si parla di del Vicentino, che fate anche manifestazioni eccetera. Avete però cercato di distinguervi con un packaging un po' originale, e poi mi interessava sapere anche se il vostro prodotto è limitato all'Italia o se lo esportate. Sì, il packaging risale al 1978, una scelta di famiglia, una domenica pomeriggio, per cercare di innovare e di rendere accattivante un prodotto che avevano cominciato a fare i miei genitori in maniera appunto durante il periodo della vendemmia, quindi un prodotto fresco e non più, si passava da una distillazione di tipo industriale all'epoca a una distillazione vera e propria in quantità limitata. Da lì la scelta di fare anche una confezione particolare, e queste sono bottiglie che vengono incartate singolarmente a mano, una a una, in fogli di carta colorata. Il colore contraddistingue il vitigno di provenienza, poi c'è un giro di filo di canapa, la cera lacca, e quindi tutto viene fatto manualmente. Il nostro mercato è prevalentemente Italia, e abbiamo delle piccole nicchie all'estero, in Europa e anche in Australia. Speriamo che l'Expo vi porti fortuna. Speriamo. Siamo qui con Paolo Bertelli del salumificio omonimo della provincia di Padova.
altro partecipante veneto a questo concorso nazionale Nutrire il pianeta con l'originalità e le capacità del mondo artigiano, e avete vinto con il vostro prodotto, il lardo arrotolato. Ci racconta un po' la storia di questo prodotto, se è originale, se è particolare, e un po' la storia del suo salumificio. Beh, il mio salumificio nasce circa 30 anni fa. Mio papà ha sempre lavorato nel settore delle carni, lavorava un tempo nei prosciutti, e da lì è nata un po' la voglia di creare questa attività. Insomma, noi facciamo tanti tipi di salumi e il lardo è sempre stato un prodotto che mi ha affascinato, perché io ritengo che sia una delle parti più buone del maiale. Abbiamo pensato di fare questo lardo arrotolato. Circa una quindicina di anni fa abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, delle prove, e siamo riusciti nel tempo a migliorarlo e a fare questo prodotto che ritengo sia una chicca. Tutti quanti ce lo apprezzano, ce lo invidiano, è veramente un bel risultato. Lei crede che questi prodotti riescono ad essere rappresentativi dell'Italia, cioè i mercati internazionali riescono ad apprezzarli? Senz'altro, perché io ritengo che il prodotto, quando è buono, cioè piace a un cinese, piace a un americano, basta solo dare la giusta visibilità a questi prodotti, e le piccole aziende hanno difficoltà in questo, purtroppo. Lei esporta? Pochissimo. E lei pensa che manifestazioni come questa, per esempio, aver vinto questo premio, potrebbe essere, però un po' di visibilità la potrebbe dare? Certo, sicuramente è un orgoglio intanto essere scelti come azienda che ha creato una chicca. Speriamo che porti qualcosa, sicuramente è un orgoglio personale comunque vincere un premio di questo tipo. Siamo con la signora Virna Tecchio e col signor Pancera, che sono i titolari della Forest Food, che è un'azienda artigiana del Vicentino, specializzata in un prodotto un po' particolare che sono i funghi. Come sono questi funghi? Allora, sono funghi selvatici di bosco. Principalmente trattiamo il porcino, poi abbiamo altri funghi, i galletti, i finfali, abbiamo le finferle, abbiamo le trombette nere, sono tutti prodotti naturali di bosco che vengono seccati nei luoghi di raccolta, poi vengono stoccati in celle frigorifere a -20, in modo che possiamo mantenere un approvvigionamento che dura tutto l'anno. E quindi possiamo confezionare in base agli ordini che ci arrivano il prodotto ben conservato che poi dura un anno. Questo prodotto lo offriamo sia nelle catene GDO, che abbiamo dei clienti in tutto il Triveneto praticamente. Quest'anno abbiamo iniziato anche con l'export grazie alla collaborazione con Confartigianato Vicenza. E siamo molto contenti anche di questo progetto, perché abbiamo potuto conoscere dei potenziali clienti, alcuni li abbiamo anche acquisiti. Abbiamo iniziato con l'export verso gli Stati Uniti, abbiamo un cliente in Armenia che abbiamo conosciuto proprio qui a Milano, alla Italia Maker Village. E poi abbiamo anche un cliente straniero in Cecoslovacchia che abbiamo acquisito grazie a Made in Vicenza. Per cui siamo molto contenti di questa iniziativa, ringraziamo Confartigianato per il supporto, diciamo, e le iniziative che ci sono state quest'anno, e speriamo che anche l'anno prossimo ce ne siano, così possiamo far conoscere il nostro prodotto, che è un prodotto naturale 100% e che viene lavorato proprio artigianalmente, confezionato e controllato manualmente e con professionalità. Noi ce la mettiamo tutta e speriamo di fare così e anche meglio.